È tornata a suonare la campanella per i 102.000 studenti padovani che oggi hanno fatto di nuovo il loro ingresso a scuola. Alcuni istituti comprensivi avevano anticipato il rientro in classe a lunedì, oggi però è stato il vero banco di prova anche per il traffico cittadino, che vede la presenza massiccia di cantieri per la realizzazione della nuova linea del tram. Alcune code si sono registrate sull'asse via Tommaseo e Stanga e quartiere Portello a causa della chiusura del ponte Omizzolo. 10 le pattuglie della polizia locale impegnate nel controllo e la gestione del traffico nei punti più critici. Il rientro a scuola però è stato caratterizzato dalle proteste della rete studenti medi, che in molti istituti superiori hanno appeso degli striscioni rossi contro il governo. Non è un caso che la frase che sia scritta sopra i nostri striscioni, che in questo caso sono di colore rosso per riprendere anche il nostro simbolo dei fazzoletti, sia per la scuola contro il governo liberiamo il paese, perché è un governo che non finanzia abbastanza l'istruzione, che non ha a cuore il diritto allo studio dei suoi giovani, che anzi quando scendiamo in piazza per manifestare ci manganella, che non riconosce il genocidio in Palestina e non prende posizione sul tema, e noi siamo stanchi di avere un governo di questo tipo, che anzi legittima la violenza e sta diventando sempre più autoritario. Simbolo della protesta anche dei fazzoletti rossi che gli studenti hanno indossato per denunciare l'inaccettabile deriva autoritaria che ha preso il governo dal suo insediamento 2 anni fa e per chiedere una riforma della scuola. I problemi della scuola sono principalmente legati al sottofinanziamento. Infatti noi ci ritroviamo spesso a dover denunciare casi in cui i tetti delle scuole crollano, i bagni non funzionano, gli studenti non hanno le strutture adeguate per poter studiare. Dall'altra parte la scuola pubblica sta alzando esponenzialmente i suoi prezzi, libri di testo cominciano a sfiorare complessivamente per un anno scolastico i 500 euro e alcune famiglie non possono più permetterselo, e questo è dovuto appunto a un governo che non finanzia l'istruzione pubblica. Gli studenti annunciano un autunno di mobilitazione.